Quanto avvenuto al Teatro La Fenice dimostra l'assoluta urgenza di completare la rete antincendio nel centro storico veneziano. A sollevare il tema i due consiglieri del gruppo misto Renzo Scarpa e Ottavio Serena, che alla fine di settembre avevano inviato una lettera al premier Giuseppe Conte, al ministro dell'Interno Matteo Salvini e al prefetto Vittorio Zappalorto, proprio per denunciare quella che considerano un'inadempienza da parte della giunta comunale. Lunedì è andata bene, osserva Serena all'indomani dell'episodio, perché le fiamme sono divampate in una zona dove sono presenti gli idranti, ma la prossima volta potremmo non essere altrettanto fortunati. È un problema che si può verificare all'improvviso in altri punti di Venezia che semmai non sono a posto con la rete, e quindi i danni potrebbero essere ingenti, con persone coinvolte, feriti o addirittura morti. Nella lettera inviata pochi giorni prima dell'episodio, i due consiglieri sottolineavano la gravità del mancato completamento della rete antincendio, che a loro dire espone a un elevato rischio una città particolare come Venezia. Tutto ciò si legge nella missiva, malgrado siano stati trasferiti sufficienti fondi della legge speciale e nel 2016 che Farsetti abbia incassato 30 milioni poi ceduti ad altri comuni. Ci sono dei fondi ovviamente destinati da parte dal centro, diciamo, solo che si pensa che verranno utilizzati nel 2019, ma io ribadisco, non si può attendere e rinviare di anno in anno questo problema, perché ripeto, già doveva essere esaminato e affrontato nel 2017 e anche nel 2018, cioè il rischio e la gravità della situazione è dietro l'angolo, è in agguato dietro all'angolo.